Buonasera amici di Twitch, ben ritrovati a Sorso. Iniziamo pre-partita in compagnia del coach della Ferrini, Roberto Fioretto. Innanzitutto buonasera. Che partita si aspetta con la sua squadra che ha ritrovato veramente lo smalto dei giorni migliori, battendo anche Olimpia, andata e ritorno, e lì nella seconda piazza le chiedo che partita si aspetta. Ma ci aspettiamo il solito senno, quindi una squadra organizzata con ottimi giocatori. Noi siamo venuti qui a fare la nostra partita. I ragazzi sono sereni, sanno di avere un impegno importante, però l'affronteranno con grande determinazione, quindi speriamo che vada bene per noi chiaramente. Sicuramente una statistica che balza all'occhio, coach, nelle vostre partite è la capacità di subire molti falli, andare in lunetta e concretizzare in questo fondamentale. Una cosa importante in un gioco che va molto sul tiro da tre, quello intendo della Serie C, ma sfruttare la fisicità è molto importante. Beh, è chiaro, noi abbiamo giocatori che nel pitturato si muovono in maniera molto agevole, per cui cerchiamo di richiamare le difese dentro per poi aprire gli spazi fuori. Abbiamo anche degli ottimi tiratori, quindi insomma un po' questa è la strategia che gli elementi della nostra squadra ci suggeriscono di adottare, quindi ogni tanto va bene, qualche volta un po' meno. Ultimissima coach, che è un po' una curiosità, quest'oggi quasi un secolo di basket sommato tra Pedrazzini e Ubalek. È un piacere vedere questi giocatori in campo. Sì, certo, sono due giocatori che dimostrano quanto la professionalità e la passione per lo sport abbia poi alla fine dia dei risultati eccezionali, perché sono dei protagonisti assoluti e danno spettacolo, quindi è veramente bello vederli ancora giocare e soprattutto vederli allenare, perché per quanto riguarda Maurizio, ma penso che anche Ubalek sia la stessa cosa, Maurizio si allena come un treno, come se fosse veramente un 25enne, quindi questa è la cosa che fa più piacere. La costanza che fa tutto in questo sport. Grazie mille coach, la lasciamo andare, buona partita. Adesso amici a casa premieremo dirigente probabilmente della Ferrini, 2 minuti e poi avremo anche coach Gabriele Piras. Ormai un classico, amici a casa, coach di casa, scusate la ripetizione. Gabriele Piras, come ha detto coach Fioretto, prima domanda è: che partita ti aspetti? Un allenatore ha sempre un po' un'idea di partita e parto da qua. Sicuramente è una partita molto fisica, è sempre uno scontro diretto prima-seconda, quindi mi aspetto tanta intensità e qua la vincerà chi riuscirà a mettere il proprio ritmo. Loro sono una squadra a cui piace giocare a metà campo, rallentare, andare fino allo scadere dei 24, noi invece siamo tutto l'opposto, correre tanto in transizione e tenere il ritmo alto. E quindi questo sarà il fattore di oggi. Esatto, è una sfida fra due filosofie quasi opposte di pallacanestro e diciamo un po' un classico di questi ultimi 2 anni. Anche i colori richiamano questa sfida. Sicuramente la fisicità, come detto, con il coach della Ferrini, la capacità di guadagnare i tiri liberi, giocatori di esperienza, ma dall'altra parte la tua squadra che vive di un ottimo momento di forma, nonostante qualche assenza, però sempre allo stesso modo, difesa molto intensa e poi transizione in ritmo alto elevato. Sì, il focus è proprio lì, difesa forte a tutto campo, fargli far fatica e poi alla lunga venire fuori noi. Come hai detto tu, abbiamo qualche assenza, manca Simone Piras e Pugioni che sono in panchina ma non saranno dalla partita, però abbiamo recuperato Ale Pisano che oggi partirà da subito tra i primi 5 e speriamo sia subito un fattore. Questa è un'ottima notizia, coach. Chiudiamo con una curiosità: quasi un secolo di storia in campo tra Ubalek e Pedrazzini, è un piacere. Assolutamente sì, vedere questi uomini che predicano ancora pallacanestro è sempre bello ed è sempre fonte di ispirazione per i giovani che vorranno almeno arrivare al loro livello o giocare quanto hanno giocato loro sicuramente. Grazie mille coach, buona partita, a dopo. E ora amici a casa premiamo con presidente della Ferrini con un omaggio, arriviamo subito.
Tutto in diretta, amici a casa, qua ce lo chiedevano, siamo in diretta in compagnia di Alessandro Consolo, dico bene? Sì, Consolo. Perfetto, che è il vicepresidente della Ferrini, e oggi ci tenevamo tanto a omaggiarvi con un nostro pensiero, in vista anche dell'andata, quel bellissimo omaggio che ci avete fatto, l'abbiamo chiusa benissimo, diciamo. Io inizierei da quel ricordo lì, all'andata, bella partita, e poi anche fuori dal campo siamo stati molto amici, ci siamo divertiti, un bel momento di sport. Assolutamente sì. Noi vi facciamo comunque i complimenti perché state tirando su una realtà ambiziosa, ben organizzata, non è facile di questi tempi riuscire comunque a costruire un sistema così rodato, quindi da parte nostra vi vanno i nostri migliori complimenti. Sì, l'andata ovviamente il campo ha detto che giustamente la parità l'avete portata a casa con merito, ci siamo battuti come sempre, ci si batte per queste grandi partite. Sì, poi il bello dello sport è anche quello, una volta terminata ci si ritrova tutti insieme per il classico pizza e birra che è famosissimo nell'ambiente cestistico. Assolutamente, poi questo ormai è un grande classico degli ultimi 2 anni, due squadre verdi che si affrontano, bellissimo, queste squadre ci stanno regalando emozioni e ce ne regaleranno fino alla fine anche nei playoff, immagino. Assolutamente sì, noi siamo riusciti un attimino a raddrizzare il tiro negli ultimi mesi, giustamente con un cambio quasi radicale anche di impostazione tecnica di tutto il settore. Ovviamente c'era da pagare un piccolo dazio, però i ragazzi nell'ultimo periodo hanno risposto veramente bene, abbiamo tirato fuori delle prestazioni confortanti, anche recuperando delle partite che sembravano perse, quindi questo fa comunque pensare che il gruppo sia bello unito, ed è questo lo spirito con cui stiamo affrontando questo campionato, ossia costruire qualcosa di importante anche col nostro settore giovanile che diciamo negli ultimi anni ci danno delle ottime soddisfazioni, e niente, quindi la nostra strada è quella. Poi ovviamente abbiamo la fortuna di avere in squadra dei ragazzi che lottano sia in allenamento ma anche in partita per provare a vincerle tutte, quindi ovviamente quello è diciamo, il nostro motto. Questo è il bello di questo sport, e noi ci tenevamo appunto a omaggiare il vicepresidente della Ferrini con un box direttamente da Cantina Sorres. Ringraziamo il nostro Carlo Nonna. Un applauso anche dai tifosi della Ferrina, grazie mille, grazie mille. Buona partita, grazie Carlo, grazie mille. Amici a casa, 7 minuti e ci vediamo in campo per la palla 2, Seniori contro Ferrini. Devo tenerti il computer.
Sen, morì. Cordetta è il capitano Enrico Barella che si alza subito da 3 punti con la prima conclusione di serata. Tripla bersaglio, 3 Signori. Dall'altra parte c'è la Ferrini, seconda in classifica, che è riuscita a ritrovare condizione punti battendo sia andata che ritorno Olimpia Cagliari. Soltanto 4 le sconfitte in questo campionato, in campo con Marras che si prende la prima conclusione alla sbaglia insieme a Graviano, Salone, Fois e Pedrazzini. Proprio Fois si prende la conclusione e la sbaglia, già 2 errori dalla Ferrini. Rimbalzo di Tola, spinge immediatamente per Cordeda che si alza da 3 punti. Secondo ferro, diabolico Pisano, rimbalzo offensivo, mancavano tantissimo i rimbalzi e l'apporto di Pisano a questa squadra. Ha saltato le ultime 2 partite, è tornato arruolabile per coach Piras. Rimbalzo vagante, preda di Ubale che serve Andrea Cordeda. 5-0 Signori, che è partita con le marce elevatissime in questa sfida. Marras palleggio vivo, blocco di Fois, Pedrazzini consegnato per Graviano, prende spazio Graviano, vuole entrare nel pitturato, scarico nell'angolo, Marras si alza da 3, lo specialista Marras realizza e riporta 2 punti suoi. Cordeda però non vuole assolutamente aspettare, già dall'altra parte buona difesa del numero 3 Maurizio Pedrazzini. Quest'oggi grande momento tra 2 pilastri di questo campionato, Pedrazzini e Ubalek, quasi un secolo di pallacanestro sommando la carta d'identità dei due. Pedrazzini si alza dall'angolo, un canestro da 2 punti e riporta in parità i suoi, anzi prima parità della partita, 5-0 da una parte, 5-0 dall'altra, e se ne sono andati 2 minuti. Merella, pick and roll con Cordeda, si muove Ubalek dal lato debole, la palla vuole arrivare sotto a Ubalek che però dice al suo numero 3 di attaccare, scarico molto bene per Tola che si alza da 3 punti, il pallone non entra, il rimbalzo è preda di Salone, subito per Marras, ci mette la mano Merella, rimessa per la Ferrini. Quadro della 16ª giornata di Serie C che si chiude proprio con la sfida che vi stiamo raccontando. Nella giornata di ieri Coral ha battuto il 6 lunghezze per 72-66 la Sef Torres. L'Olimpia Cagliari è riuscita a sconfiggere per 77-61 il Veliero Calasetta. Nuoro ha vinto con un'ottima prestazione per 103-64 contro la Dinamo. E mentre Merella recupera palla, poi in qualche modo la Ferrini la ritrova, fase confusa, ci pensa Pisano a ristabilire l'ordine. Ultima sfida è proprio quella tra Antonianum e Sant'Orsola, 63-25 quando mancano 10 minuti alla fine. Eccoli qua i primi 2 anche per Giri Ubalek. Salutiamo ovviamente tutti gli amici collegati in chat su Twitch, tenetevi pronti a votare tutti i sondaggi e i pronostici e arriverà tutto come sempre grazie al nostro Papura e anche a Nicola Bianchi che si occupa delle immagini. Pisano 7 pari
in questa sfida fra le prime due del campionato di Serie C. Merella per Ubalek, riceve e si arresta immediatamente. Grande conclusione, giocata benissimo da Sennori. 9+2. Tola, impressione su Graviano che prova a mettere il fisico. Ancora Marras, Merella rimane con lui. Prova a passare Merella, lo fa bene in questo caso, ma è lui il colpevole, secondo l'arbitro. È attivo il pronostico, amici a casa, per quanto riguarda il primo quarto, se non sbaglio, giusto? Potete pronosticare la vittoria del primo quarto, molto combattuto fino a questo momento, 9-7. 6 minuti e 13 da giocare, l'uscita di Graviano, mette i piedi a posto, aspetta il movimento dei suoi compagni. Fois scherma la penetrazione di Graviano, c'è Ubalek sulle sue tracce, Marras si va sotto da Fois, ben contenuto da Tola, vince la difesa. È possesso che all'inizio sembrava destinato a Sennori, ma poi cambia la decisione l'arbitro, è il possesso che torna a Ferrini. Riceve Salone, prende subito la tripla, deve alzare tantissimo la parabola contro Ubalek, stavano scrivendo i 24 e già dall'altra parte il numero 40 che affonda la Bimane e fa gasare tutto il pubblico e poi ci mette anche la difesa. Grande momento di Giri Ubalek e poi Marras dall'altra parte, palleggio vivo, blocco e il riblocco di Pedrazzini. Sta aumentando di giri la difesa sennorese. Marras per Graviano, sotto per Fois, vuole attaccare Ubalek, ma la meglio ancora una volta il numero 40 che poi non riesce a recuperare il pallone. Si rimane da questa parte. È già un primo highlights, amici a casa, arriva prontissimo il replay. Il nostro Papura che si sta adoperando per mandare il replay, si è adoperato anche nel prepartita, mentre avete avuto il piacere di vedere le interviste dei due coach. Il nostro regista ha provato a mettere delle nuove camere a bordo campo, vedremo un po' durante la partita se riusciremo a sfruttarle. Mentre ci pensa Marras, il tiro sbagliato nuovamente alla scheda dei 24, altro contropiede troppo lungo per Merella, palla fuori. Cinque minuti alla fine del primo quarto. Graviano, gran palla per il taglio al lato debole di Salone che però si divora il canestro praticamente fatto. Pisano chiude il palleggio, va sotto da Merella, favorevole posizione contro Marras che commette fallo, quindi 2 liberi per Merella. Primo giro in lunetta per Sennori che arriva a 4 minuti e 52 alla fine del primo quarto. Non trema la mano del capitano, 2-2, massimo vantaggio sul +6, 13-7. Marras ci prova con la terza tripla di serata, l'errore, corda da rimbalzo subito per Pisano che spinge sull'acceleratore. Merella immediatamente dalla sua mattonella, 2-2 e dedica al parterre, time out in campo, 16-7 Sennori. Ricordiamo che la diretta odierna è gentilmente offerta da due nostri partner, ovvero Vigilpol e Fusco e Tola, consulenti del lavoro associati.
Un ringraziamento costante va ai nostri partner, in questo caso Vigilpol, che dal 1986 è presente ed è possibile rivolgersi all'istituto di vigilanza per servizi appunto di vigilanza e sorveglianza, mentre Fusco e Tola, nostro partner, consulenti del lavoro associati da oltre 40 anni. Un grande grazie a tutti i nostri partner che ruotano attorno al mondo della pallacanestro Sennori. Proveremo a darvi aggiornamenti, ormai penso che manchi poco perché sta giocando anche a Nuoro la nostra squadra di promozione. Per il momento non ci sono arrivati aggiornamenti, ma ve li daremo qualora ci dovessero arrivare. Ripresa la partita, Graviano palla in mano, 16-7. Vediamo come esce dal time out la squadra allenata da coach Fioretto, che abbiamo sentito anche nel prepartita. Esce molto bene, con un taglio dal lato debole di Salone che buca così la difesa. Meno 7 Ferrini e Tola già dall'altra parte per Merella, che già quota 10 punti, il miglior realizzatore della sfida. Scarica nell'angolo per Pisano, sbaglia, poi combatte Ubalek, l'ultimo tocco del numero 40. Capitan Merella, che è un fattore nelle sfide con la Ferrini. Tutti ricorderanno le due sfide, una quest'anno e quella l'anno scorso. Quella dell'anno scorso con la tripla allo scadere e quella di quest'anno con un canestro monumentale da metà campo per chiudere il terzo quarto. Pedrazzini chiude il palleggio, zona proposta da coach Piras. Ancora Graviano con Cordeda che esce molto aggressivo su di lui. Pedrazzini prova a partire, commette infrazione di passi in una sfida nella sfida, ovvero Pedrazzini contro Ubalek. 97 anni sommando i due giocatori che continuano a predicare pallacanestro. Una partita storica quella che vi stiamo raccontando. Esce, riceve Pisano, passaggio sotto per Cordeda, belletto da Pedrazzini, possibile transizione per Marras che non chiude il palleggio, aspetta il movimento dei suoi. C'è però la partenza di Graviano viziata dal fallo commesso proprio al numero 21 Pisano. Si muove Pedrazzini ma non riceve, quindi Graviano mette palla a terra contro Tola. Si fa vedere Salone, riceve, su di lui c'è Cordeda. In questa difesa che sta cambiando molto per Sennori. Pedrazzini non riceve, lo fa in questo momento. Si avvicina, deve alzare nuovamente la parabola perché Ubalek sta schermando benissimo le conclusioni degli avversari. Cordeda finta la penetrazione, poi scarico per Merella che si alza nuovamente da 3. Questa volta non entra, la terza tripla di serata di Capitan Merella. Si rimane sul 16-9, 2 minuti abbondanti da giocare nel primo quarto di gioco. Ancora nessun cambio per la Ferrini, neanche per la Innovius Sennori. I due coach vogliono giocare tutto questo primo quarto con i primi 5. Ci pensa Salone, tripla del 24 e si riavvicina la squadra di Quartu. Merella non si intende in questo caso con Pisano, stava ricciolando Capitan Merella. Pisano invece aveva visto un altro movimento, arriva il primo cambio, esce Tola, entra Verlich. Cambia la marcatura, Merella va su Salone e è entrato Verlich su Marras. Un segno di che a uomo l'uscita di Marras in questo caso, che ha cambiato marcatura con Verlich. Recupera il pallone proprio il numero 14. Cordeda vuole alzare per Ubalek, palla difficilissima e infatti non la può controllare il numero 40 nativo di Praga. Palla persa, fase un po' confusa, arriva il primo cambio anche per la Ferrini. Allenatori che si specchiano in questo caso. Entra Saba, esce Marras.
recuperata palla a metà campo da Sennori e quindi Ubalek vede il movimento sotto da Cordeda, giocata benissimo tra i due e arriva la realizzazione, il classico movimento di Andrea Cordeda, ne mette 2 più 6 Sennori e stiamo per entrare negli ultimi 90 secondi di primo quarto. Fois, palla in mano, classico, consegnato il numero 13, Salone riceve, spara da 3 punti, secondo ferro, Pisano subito a correre per Cordeda che si accontenta del tiro da 3 punti, subisce il fallo di Pedrazzini, 3 liberi in arrivo, fallo del 3 verde sul numero 3 bianco e in arrivo proprio 3 tiri liberi. Realizza il primo Cordeda, rettifica, ovviamente numero 1 non si tratta di Saba come detto in precedenza ma di Podda, quindi è entrato col numero 1 Podda al posto di Marras, sbaglia il secondo Cordeda, sta per entrare anche Federico Spano con la maglia numero 7. Sbaglia anche il terzo ma Sennori riconquista il rimbalzo, Ubalek si alza immediatamente da 3 punti, secondo ferro. Pedrazzini fa il voto a rimbalzo subito per Graviano, Fois riceve e spara da 3 punti, Fois stesso esito della conclusione precedente di Ubalek ma Pisano che è un rapace in queste palle vaganti, il playmaker che conquista più rimbalzi in questo campionato di Serie C. Ubalek questa volta però finisce nella trappola di Ferrini che recupera il pallone, Salone dall'altra, viene però contenuto da Pisano. Pick and roll laterale, Pedrazzini riceve, spara da 3 punti, Maurizio Pedrazzini, 5 punti per lui e Ferrini che torna sul meno 4. Uscita a ricciolo di Ubalek, spara da dentro l'area, forse un fallo alla meglio la Ferrini che ha la possibilità addirittura di tornare a solo un possesso di svantaggio. Pedrazzini scorribanda, scarico per il tiro di Podda da 3 punti dall'angolo e addirittura meno 1 Ferrini che torna a contatto, ultimo possesso del primo quarto, affidato a Capitan Merella, si gioca con un solo cronometro, il numero 12 con la palla in mano, pick and roll laterale, Cordeda, Merella, grande giocata di Merella che si arresta per la tripla che si spegne però sul primo ferro, possesso va alla Ferrini. Quindi 3 secondi per concludere per la Ferrini, riceve Fois, deve tirare, ci prova, lo fa in tempo utile, canestro non arriva e quindi si va a riposo dopo il primo quarto. Sennori 19, Ferrini 18 dopo un avvio, abbiamo visto Sennori sul 5-0, poi la Ferrini è rientrata, poi altro parziale Sennori e altro parziale Ferrini, quindi forbice che si allarga e si restringe. Le squadre sono lì, un punto che le divide. Come detto anche nella pausa precedente, la diretta odierna è gentilmente offerta da 2 nostri partner, Vigilpol e Fusco e Tola. Ci teniamo anche ad approfondire le attività dei nostri partner, in questo caso Vigilpol che ovviamente non ha bisogno di grandi presentazioni, ma questa realtà che con la solida esperienza insieme al costante aggiornamento tecnico e tecnologico conferisce un ruolo cruciale alla Vigilpol nel servizio a privati e aziende nell'intera Sardegna. Dal 1986 operativa Vigilpol, e un ringraziamento anche a Fusco e Tola, consulenti del lavoro associati da oltre 40 anni al servizio del lavoratore. Con Fusco e Tola che sono sempre presenti, affidabili con i loro partner, curano gli interessi dei loro clienti garantendo pieno rispetto alla normativa, migliorando l'organizzazione, i processi delle aziende, aumentando anche i risultati economici. Quindi un grande grazie nuovamente ai nostri partner, in questo caso a Vigilpol e Fusco e Tola. Ormai sta per concludere
anche la pausa tra primo e secondo quarto. Sennori è già in campo con Spano, Tola, Verric, Ubalek e Merella. Sta per rientrare anche la Ferrini, vediamo. Quota 6. Anche Ferrini torna in campo con gli stessi 5 che hanno concluso il primo quarto. Fois in questo caso marcata da Spano. Ubalek che è sulle tracce di Pedrazzini, subito ci mette la mano. Spano vicino al recupero, Sennori concretizzato da Tola che cade, si rialza, riconquista il pallone e va vicinissimo dal potenziale gioco da 3 punti. Si accomoda in lunetta con 2 tiri liberi. Tutta la classe di Federico Tola. Ecco la novità di oggi, amici a casa, inquadratura inedita proposta dal nostro Papura, la potremo sfruttare durante i tiri liberi. Ce li abbiamo lì a 2 passi a bordo campo. Tola in lunetta, realizza il secondo. Quindi Sennori sul +3, un possesso pieno di vantaggio. Graviano riceve pick and roll sempre con Fois che è il tutto a fare per quanto riguarda i blocchi della Ferrini. L'errore, si combatte a rimbalza, la meglio Sennori, spinge la palla a Spano, vuole attaccare, scarico per Ubalek immediatamente, ricezione e tiro, non arriva però la realizzazione da parte di Ubalek. Pedrazzini si alza da 3 punti, ostacolato. Tiro sbagliato, possesso che torna a Sennori. Contropiede della Ferrini, palla che si incastra fra ferro e tabellone, è possesso che premia Sennori. Se ne sono andati 90 secondi all'inizio del secondo quarto. Tola palla in mano, l'uscita di Ubalek che è costretto per ricevere fuori dei 3 punti, va sotto da Verric, marcato da Salone. Gran passaggio di Verric nell'angolo per Merella che questa volta sbaglia il tiro da 3. Ultimo tocco di Ubalek, si rimane da questa parte con la Ferrini che è stata chiusa nel raddoppio. Quindi rimessa con 16 secondi da giocare. E un cambio, il secondo. Uscire è Podda. Pedrazzini vuole penetrare, perde il possesso del pallone, lo recupera Sennori, già dall'altra parte Verric rallenta il passo e poi conquista il rimbalzo, segna, subisce il fallo, va in lunetta col tiro libero, supplementare Alessandro Verric.
Riposo per Merelle Ubalek, al loro posto Cabras e Cordedda, si alza il quintetto. Maglia numero 11 per Davide Pisu per quanto riguarda la Ferrini. Ottimo approccio al match di Alessandro Verlich, in questo caso ha rallentato molto bene il passo, poi riconquistato il rimbalzo sul suo stesso errore e concretizza il gioco da 3 punti. Il numero 14, nativo di Castelnuovo. E che belli che sono, amici a casa, questi replay, anzi queste nuove inquadrature, con il nostro Papura che si può sbizzarrire con la regia. L'uscita e ricezione da parte di Graviano, mette i piedi a posto, vuole attaccare, la ricezione però è di Salone, niente fallo, anzi infrazione, quindi richiamo in questo caso alla panchina. È entrato anche con la maglia numero 18 Cosimo Fancello. Bravo in questo caso l'arbitro a non dare subito tecnico, ma a fare il richiamo alla panchina. Giusto così, in una partita ad alta intensità, non dare subito tecnico, ma comunque richiamare, perché ci sarà una tensione in campo veramente altissima. Veric si alza da 3 punti, primo ferro, e Salone conquista il rimbalzo e guida la transizione, prova a spingere Salone, riconquista la palla Verlich, fallo di Fois, gran momento Alessandro Verlich, fallo subito e possesso riguadagnato da Sennuri. È attivo da questo momento anche il pronostico per il secondo quarto, amici a casa. Quindi pronosticate liberamente, sbizzarritevi, e si sbizzarrisce anche Andrea Cordedda. Taglio dal lato debole, ricezione e realizzazione del numero 3, 26-18, Sennuri che prova a riprendere il largo. Graviano, 7 minuti alla fine del secondo quarto, l'uscita di Salone, tripla di Matteo Salone, grande conclusione pesante il numero 24, e meno 5 Ferrini non vuol far scappare via Sennuri, squadra capace di rientrare anche da almeno 15 in tante partite. Grande gioco! L'errore da vicino da parte di Fancello, Tola conquista il possesso e Cordedda va a subire il fallo. Grande giocata in precedenza di Federico Tola. Due liberi in arrivo per Andrea Cordedda.
che ha litigato e non poco dalla linea della carità e continua a farlo. Realizza però il secondo, 50% in questo giro in lunetta per Andrea Cordedda, con tanto di inquadratura da bordo campo per i tiri liberi. Ma sappiamo che il nostro Papura la vorrà sfruttare anche per eventuali replay. Pedrazzini nel mentre, penetrazione contro Cabras che tiene molto bene. Gran difesa di Cabras, si combatte a rimbalzo, l'ultimo tocco però è di un giocatore senorese che la fa sua. Cordedda, scarico per Verlik, partenza, legge però la situazione Salone, quindi si torna fuori da Tola. 8 punti di vantaggio e palla in mano. Tola si alza da 3 punti per azzannare la seconda frazione, l'errore. Quindi Pisu, Pedrazzini, Graviano sotto per Fancello, ancora Fancello, vuole attaccare, si svitta e poi arriva il fallo di Tola. 2 liberi in arrivo. Va a prendersi qualche minuto di riposo Federico Tola al suo posto. Torna Capitan Merella. Ha sbagliato il primo Fancello. Sbaglia anche il secondo, il rimbalzo è preda di Cabras che guida anche la transizione, lascia poi l'incombenza ad Alessandro Verlik. Stiamo per entrare nella seconda metà di secondo quarto. Verlik, palleggio, arresto e tiro di Alessandro Verlik, quinto punto, grande impatto dalla panchina, il numero 14. Salone riceve, pressato da Pisano, vuole attaccare, scarico per Pisu che si prende la tripla, il pallone non entra e quindi Merella è già dall'altra parte, aziona il proprio motore, poi va sotto la Cordedda, il taglio di Cabras, ancora Cordedda vuole portare Pedrazzini sotto canestro, in questo caso non riesce ad arrivare al ferro, Pedrazzini va fuori e si accusa dell'infrazione. Time out in campo chiamato da coach Fioretto. 31 Sennori, 21 Ferrini, più 10 è massimo vantaggio quest'oggi. E nel mentre arrivano anche un po' di replay, vedendo come si sta adoperando il nostro Papura, immagino che stiano per arrivare dei replay, vediamo un po'. Passeranno i replay durante l'intervallo, ma adesso ve ne mandiamo uno, dai, una chicca, vai. Dalla Bimane e fa gasare tutto il pubblico e poi ci mette anche la difesa. Grande momento di Giri Ubalek e poi Marras dall'altra. E noi salutiamo chi ci segue da Udine, quindi saluti a Lorenzo e Tommaso che immagino sì, siano tifosi senoresi in trasferta, quindi saluti da chi ci segue anche da Udine. Queste inquadrature da bordo campo, amici, a casa a me piacciono tantissimo. (4:41 da giocare nel secondo quarto, Sennori sul più 10, tornate in campo le squadre dal time out. Merella riceve l'uscita di Pisano, mette i piedi a posto, spara Alessandro Pisano
palla che non entra, ma un movimento sicuramente da sfruttare. Gaviano subito, palla lunga, Pisano non si fa assolutamente ingannare, recupera un altro pallone, Merella già dall'altra parte dall'angolo, terza tripla di serata e dedica al cielo. Capitan Merella quest'oggi è indemoniato. E più 13 fissando il nuovo massimo vantaggio. Salone, palla in mano, chiamata la reazione da Ferrini, Pedrazzini dal mezzo angolo, tiro l'errore, Verlik conquista il rimbalzo, subisce fallo e saranno 2 tiri liberi. Viaggia sul velluto in questa situazione la Innovi Senior, si alza anche Gianni Mozzo a dare consigli. Eh sì, rispondiamo agli amici in chat, il nostro Poro Zero, che sappiamo benissimo chi è, il nostro caro amico. Sì, sono fan numero 1 di Pappura per i lavori che fa con la regia. Ovviamente ci piacciono queste nuove camere, queste nuove inquadrature. Assolutamente sì. Si muove Fancello ma non riceve, cavalcato il numero 18 da coach Fioretto. Ancora Graviano, penetrazione, scarico però direttamente tra le mani di Capitan Merella, che spinge col palleggio dietro schiena, scarico, che giocata per Verli che sbaglia da 3, ma Merella continua a dimostrare di essere un giocatore fantastico, a tutto tondo ambo le metà campo. E ancora Merella ci mette la mano e poi sprinta dall'altra parte in una condizione incredibile. Il numero 12 dall'altra parte Cabras, l'errore, ancora Cabras, combatte Matteo Cabras, fa valere i propri muscoli, 2 punti del numero 13 che con tanta malizia ha spinto niente poco di meno di Pedrazzini sotto canestro. Un movimento d'esperienza, ha usato bene l'avambraccio, 2 punti di intelligenza di Matteo Cabras. Ricordiamo che tra il numero 13 e il numero 3 si separano la bellezza di 32 anni. Merella prova a rubare anche questa e poi forse infrazione non fischiata. Pisu supera la pressione, va sino in fondo. Fallo precedente. Esordio nel match anche per Paolo Marreu. Minuti di riposo per Alessandro Verli, che ha applaudito dal suo coach. Grande impatto in questi 10 minuti abbondanti di Alessandro Verli. 5 punti, grande difesa e grande intensità. Sbaglia il primo Podda. Sbaglia il secondo, rimbalzo conquistato da Cabras e subito mette in mano a Pisano. 2,50 alla fine del secondo quarto. Senior ha creato il solco, più 17 in questo momento, con Ubalek in panchina che è pronto a rientrare. Marreu sotto per Cabras, con Ferrini che si mette a zona, ci pensa Cordeda da 3 punti, l'errore. Marras conquista il rimbalzo, prova a spingere subito in transizione. Pisu fuori per Marras, si rifiuta il tiro, se lo prende Marras da 3, lo manda a bersaglio. Con Marras che ha segnato 6 punti nella partitissima in rimonta contro il Cus, vinta l'overtime. Unici 6 punti proprio nell'ultima frazione dei 5 minuti. Giocatore molto abile da 3 punti, il numero 32, che ha mandato già a bersaglio 2 triple quest'oggi. Cabras in svittamento, l'errore, tocco di Pisano, palla persa e possesso Ferrini. Cordeda e Cabras stanno in panchina, Giri, Ubalek e Spano.
in compagnia di Marreu, Moerella e Pisano per concludere questi ultimi 2 minuti di partita. Ci pensa Poda, ma viene cancellato da Ubalek, che lascia soltanto 5 secondi. Pisu si prende il tiro, l'errore, rimbalzo di Marreu. ...90 secondi alla fine del secondo quarto e poi sarà pausa lunga. Pick and roll tra Pisano e Ubalek, prima linea che scherma i passaggi, ci pensa Spano a servire Marreu che si alza per la tripla fuori bersaglio. Ancora Poda vuole attaccare, infrazione di passi. Recupera Pisu, va in contropiede. Buona giocata del giovanissimo Pisu. E Ferrini che torna sul meno 12 proprio in chiusura del secondo quarto. 50 secondi. Coach Fioretto in piedi vicino alla sua panchina perché sa quanto sono importanti questi ultimi secondi. Pisano con la tripla, l'errore. Ubalek combatte ma serve direttamente Marras. Momento favorevole alla Ferrini. Pedrazzini si alza da 3 punti. L'errore di Pedrazzini. Ubalek spinge la transizione, rallenta ancora Ubalek. Giocata di Ciri Ubalek. Rallenta, riparte e realizza e poi classica esultanza del numero 40. Tutto il talento del lungo nativo di Praga. Ultimi 10 secondi di primo tempo. Pisu, Pedrazzini scambiano i due. Vuole attaccare Pisu, galvanizzato alla conclusione precedente. L'errore, Ubalek deve tirare, ci pensa Pisano, ma è fuori tempo massimo. Finisce anche il secondo quarto. Sennuri sopra per 40-26, ma rimanete collegati. In arrivo gli ultimi 2 quarti di partita e in arrivo anche i replay nel corso dell'intervallo. Grazie bambini, procederemo con l'estrazione, una lotteria speciale carnevale, quindi premi più ricchi quest'ultimo. Abbiamo il cartellone, attendiamo solo il nostro Minotauro all'ingresso in campo. Un applauso per il nostro Minotauro. 16 premi quest'oggi. Ricordiamo come sempre che adesso procederemo all'estrazione. Il ritiro dei premi avverrà a fine gara al tavolo all'entrata. Chiedete Alice e via. Procediamo con l'estrazione. 14°, 15° e 16° premio sono 3 composizioni di piante. Procediamo una volta. Offerte dal vivaio Pinas Solinas, nostro sponsor da quest'anno. Numero 666 finale, il numero del demonio. Prima composizione, 16° premio. Procediamo col 15° rapidamente. Numero 639 finale. Altra composizione di piante per il 14° premio 5, 8.
Finita la pausa lunga, amici a casa, si inizia col terzo quarto. Sennori 40, Ferrini 26. Dopo un primo quarto combattuto, la squadra di coach Piras ha preso il largo nella seconda frazione. Vedremo se la Ferrini tornerà col piglio giusto. Lo fa subito con Graviano, 2 punti, il numero 4 che è mancato dal punto di vista realizzativo per la sua squadra nei primi 2 quarti. Realizza subito il canestro del meno 12. Merella, che è il miglior marcatore dei suoi. Scarico per Ubalek, intercettato da Pedrazzini, subito contropiede. Graviano ha spazio, lo scarico per Marras, centralmente per Fois, la palla gira, arriva Pedrazzini in posizione contro Ubalek, si svita, realizza Maurizio Pedrazzini, infinito il numero 3, nono punto della sua partita e meno 10 in un amen per la Ferrini. Ubalek marcato da Fois, consegnato per Pisano.
ancora Pisano, vuole andare sotto la Ubalek, la difesa della Ferrini ha aumentato di giri in queste prime azioni, ma ci pensa Federico Tola con tutta la sua calma e la sua eleganza, taglio da lato debole, ricezione e realizzazione dell'ex Santa Croce Olbia. Pedrazzini riceve, spara, arriva il fallo di Cordedda. Pedrazzini va a lucrare 2 tiri liberi. Attivo anche il pronostico per il terzo quarto, amici a casa. Pedrazzini in lunetta, realizza il primo, mette anche il secondo. Merella riceve, spara a 3 punti, l'errore, Pedrazzini spinge subito in transizione. Marras, palleggio vivo, poi il fallo di Merella. L'errore di Fois, poi il rimbalzo di Merella, Pedrazzini blocca tutto. Arrivano anche le statistiche in grafica, amici a casa. Nel mentre Seniori nuovamente in attacco, 8 minuti e 10 da giocare nel terzo quarto. Tola palla in mano, penetrazione di Tola e va letteralmente a guadagnarsi il fallo di Salone. Partita fino a questo momento ordinata, scelte giuste da parte del numero 17 Federico Tola. E vedete a vostra destra del vostro schermo le statistiche live di questa sfida. Cordedda sino in fondo, Andrea Cordedda, straripante la locomotiva, maglia numero 3, ne mette 2 per il nuovo più 12. Ferrini che sta rispondendo colpo su colpo alle giocate di Seniori, in questo caso niente fallo per Merella, dall'altra parte vuole tornare sotto la doppia cifra la Ferrini ma sbaglia Pedrazzini. E Ubalek al piccolo trotto già dall'altra parte, sotto per Cordedda. Cordedda si svita, il tiro è sbagliato e quindi Marras rallenta, poi riattacca ma non riesce a trovare la via del canestro. Merella è 1 contro 3 e poi scarica per Cordedda. Che palla, che intesa! Merella per Cordedda, altri 2 per Seniori. E guardatela da questa inquadratura, amici a casa, che bellezza! Si è visto benissimo il movimento di Cordedda, servito alla perfezione da Capitan Merella. Grazie a Pappura che ci regala emozioni con queste nuove inquadrature. Salone riceve spalle a canestro, si svita contro Pisano, l'errore, niente fallo e quindi ancora Pisano. Merella vuole andare verso canestro, il tiro però è sbagliato, fase leggermente confusa del match, vuole mettere ordine Marras, 6 minuti e spiccioli da giocare, ancora nel terzo quarto. Marras dietro la testa per Pedrazzini, penetrazione, chiuso da Cordedda e Ubalek, gran difesa dei 2 lunghi senoresi che riconquistano il possesso. Seniori vuole tornare sopra i 12 punti, Tola, spazio, conta i passi, si alza da 3, non tradisce Federico Tola
con tutta la sua calma cestistica. Ma che giocatore è il numero 17, più 15 Sennori. Pedrazzini attacca Tola, fallo di Federico Tola. Ovviamente salutiamo i nostri fedelissimi che ci seguono dalla Germania e dalla Francia, i nostri tifosi che non mancano mai di dare il loro apporto, e infatti si complimentano anche con i replay di Papura. Ubalek nel mentre fa la voce grossa vicino al ferro contro Foyce e stabilisce il 51-36. Pedrazzini attacca Cordeda ancora una volta, sta molto bene con lui Andrea Cordeda quest'oggi, difensivamente un fattore. Va per terra Ubalek, aiutato a rialzarsi da Foyce, ancora Pisano, stanno per scadere i 24 secondi. Arriva un colpo subito da Pisano, rifilato da Foyce, niente fischio. Molto strano che Alessandro Pisano perda le staffe, infatti deve essere successo qualcosa. Con la nostra camera a bordo campo che è proprio lì a intercettare questo momento, bellissimo, bellissimo davvero. Con Pisano che torna in campo, nessun problema, Foyce sotto canestro, realizza 2 punti del 51-38. Partenza di Ubalek, va sino in fondo, giri Ubalek, fallo di Foyce, 2 liberi in arrivo. Realizza Giri Ubalek, più 14 nuovamente per Sennori che sta tenendo questo margine quando ci sta avvicinando agli ultimi 4 minuti di terzo quarto. Graviano per Salone, mette i piedi a posto, si alza da 3, terza tripla di serata per Matteo Salone. Ubalek vuole rispondere e lo fa! Tripla! Ubalek! La sente questa sfida al numero 40, ha risposto immediatamente alla tripla di Salone e si alza il coro per il numero 40 che sta combattendo come un leone sotto canestro contro un avversario molto ostico del calibro di Foyce. Possesso guadagnato da Sennori. Pisano chiama lo schema che prevede l'uscita di Capitan Merella, anzi è Ubalek che vuole uscire ma poi si scambia con Merella, riceve però Cordeda che ha spazio per colpire da 3 punti. Primo ferro
illusione ottica del canestro in questo caso. E quindi Graviano dietro schiena, palleggio vivo del numero 4 che non butta mai il pallone. Marras da 3 punti, ancora Marras, errore, e quindi Pisano, corre Merella ma Pisano decide di ragionare. Ribaltamento e ricezione per Ubalek che vuole giocarsela, serie di palleggi, si alza da 3 punti, giri Ubalek, secondo ferro, poi va a rimbalzo. Effetto domino, vanno giù per terra in 3. E possesso che rimane alla Inoviu Sennori. Partita molto intensa e molto fisica, c'era da aspettarselo, come detto anche in compagnia dei due coach nel nostro prepartita. Sia coach Fioretto che coach Piras hanno ammesso appunto dell'importanza della fisicità in questa partita. Due squadre che hanno due filosofie cestistiche opposte. Se da una parte abbiamo la Ferrini che gioca molto a metà campo, fa della fisicità il suo mantra, Sennori invece vive, come sappiamo, di difesa e subito contrattacco, sfruttando il talento e l'intelligenza dei propri effettivi. Ubalek è salito nel mentre a quota 14, Merella 11, 12 per Cordeda, dall'altra parte ne abbiamo 13 per Pedrazzini e 11 per Salone. Verlic, extra pass nell'angolo per Merella, palla che entra e esce. Voleva zannare questa sfida il capitano, ma Marres è già dall'altra parte. Rimbalzo di Ubalek che fa il vuoto, ancora una volta rimbalzo. Pisano per Merella, partenza, palleggia, arresto il tiro di pregevole fattura tecnica, corto sul primo ferro, si fa sentire anche la stanchezza. E quindi Graviano, se non gli concede il tiro da 3, cerca lo scarico per Salone, tripla difficilissima, e Merella già dall'altra parte, non si è fermato un secondo Capitan Merella, che sbaglia da vicino, si dispera, viene rincuorato da Alessandro Verlic. Con il nostro capitano che ovviamente si va a prendere qualche minuto di riposo. E noi salutiamo anche i tifosi della Ferrini con, in questo caso, il Fiore Bello, il nickname del tifoso che supporta la Ferrini. Un saluto a tutti i tifosi di Quartu, in questo caso Sponda Ferrini. Cabras riceve, tira l'errore di Cabras per concludere il discorso precedente legato a Capitan Merella, giocatore che non si risparmia mai. Mi verrebbe da dire solo chi non fa non sbaglia, è proprio quello che fa Capitan Merella, si sbatte tantissimo, non si ferma mai, lascia tutto sul parquet, è un campione nato il numero 12. Mentre sbagliata l'intesa fra Ubalek e Cabras, dall'altra parte Graviano, bravo però il numero 40 a rientrare immediatamente e contrastare Graviano, che però è abilissimo in questo palleggio arresto e tiro. E poi ancora storietese fra Fois e Cabras, e Fois che lo guarda cercando la sfida, agonismo che sale. Cabras vuole rispondere, lo fa tagliando a canestre, guadagnandosi 2 tiri liberi. Lunetta per Matteo Cabras. Realizza il primo Matteo Cabras, un lungo dalle ottime percentuali liberi.
sbaglia il secondo, come spesso accade in questi casi quando si elogiano le percentuali liberi di un giocatore. L'errore è sempre dietro l'angolo. Dall'altra parte sbaglia anche Graviano, Fois combatte a rimbalzo, bravo Cabras a dirgli di no, ma si rimane da questa parte, non si sta lasciando intimorire Matteo Cabras, che sta usando la sua forza fisica. Ultimi 45 secondi di terzo quarto, Graviano va a guadagnare il fallo, 2 liberi in arrivo per il numero 4. Come ci scrivete in chat, per noi è assolutamente un piacere raccontarvi ogni partita di questi ragazzi ed è ancora più bello sapere che ci seguite da così lontano. Ferrini che si riavvicina sul meno 11, Verrick lasciato libero colpevolmente, non tradisce Alessandro Verrick, tripla del nativo di Castelnuovo e canestro del nuovo più 14 che è quasi sempre rimasto in questo terzo quarto, e come vedete dal nostro replay proprio lì a 2 passi, inquadratura perfetta per la tripla di Alessandro Verrick. Vuole rispondere, Salone sbaglia, Pedrazzini a rimbalzo circunnaviga il canestro e trova una realizzazione difficilissima. 2 secondi alla fine, Pisano se lo prende quel tiro da lontanissimo, palla che non entra e finisce anche il terzo quarto. Senoli 59, Ferrini 47, equilibratissimo anche questo terzo quarto. Per il momento è la seconda frazione a stabilire questo parziale, ovvero di 12 lunghezze fra Senoli e Ferrini. E io chiederei a Papura se può rimandare quell'ultimo replay della tripla di Verrick. Bellissimo, non si può fare, no, perché è in ritardo di 15 secondi, però bellissimo. Abbiamo avuto la camera lì a 2 passi. Beh, sicuramente voi amici a casa, se andate su video potete tornare indietro, non dovete dovete uscire dalla live, andare su video e lì potete tornare indietro e rivedere tutti i replay, proprio quello che sto facendo io dal mio telefono. Basta semplicemente uscire dalla live, rientrare nel canale della Pallacanestro Sennori e tornare indietro, un po' come si fa con i video di YouTube. Twitch non lo permette di fare con la live in sé, ma se si va nella sezione video lo si può fare. Anzi, Papura addirittura lo potrebbe fare in diretta e farlo vedere, o no? Adesso lo potresti far vedere a casa come si fa a mettere il video di fraschermo. Ne approfitto anche per salutare una nostra tifosissima. Saluti a Marcella che ci segue da casa. Sta facendo il tifo per noi. Le mandiamo un grandissimo abbraccio. È passata anche il replay della tripla di Alessandro Verrick, anche con l'inquadratura, con la nuova inquadratura, bellissima, la verità bellissima. Dopo a casa me la riguarderò, mi riguarderò tutti questi replay. Sì, ovviamente rispondiamo in chat, ho dovuto cercare di essere il più semplice possibile, a prova di tonto scrivono. Ci strappate anche una risata, amici a casa. Verrick vuole inaugurare il quarto quarto con una tripla, non trova al fondo la retina.
12 punti separano le due squadre e voi potete pronosticare chi delle due riuscirà a portare a casa i 2 punti. Ferrini che vuole giocarsi tutto per tutto, squadra che non ti scrolli mai di dosso, davvero spigolosa e molto esperta. Altro fallo guadagnato. Riceve come passaggio di sicurezza Graviano, attacca di mano sinistra sino in fondo, scarico letto da Ubalek. Verlik, Ubalek ribalta immediatamente per Pisano, altro pick and roll, si fa vedere Ubalek, riceve sempre il perno che lo aiuta per qualsiasi movimento, fallo subito da Pisano. Vuole avvicinarsi al ferro Spano. Guadagna un giro di lunetta, il numero 7 Sennorese. Realizza il primo Federico Spano. Manda per sogno anche il secondo, punteggio basso rispetto alle medie, specialmente sennoresi. Questa potrebbe essere a favore della Ferrini, ma in questo caso comunque 14 punti separano le due squadre. Graviano, spalla a canestro, vuole portare sotto Pisano, lo scarico per Fancello che realizza un canestro che dà linfa alla Ferrini, che rimane sempre lì sul meno 12. Ubalek sotto per Verlik, tagli dal lato debole, ancora Verlik, vuole attaccare, si svita, tiro, l'errore, ma c'è Gini Ubalek a rimbalzo. Ne mette altri 2 il nativo di Praga. Salone attacca, arriva il fallo di Verlik. Fallo assegnato a Spano. Pedrazzini riceve, si alza da 3 punti con l'aiuto del blocco di Fancello. Tripla del meno 11, squadra di Quartu che non muore mai. Come detto, più di una partita hanno recuperato un divario largo di 10-15 punti. E Verri che va a guadagnare il fallo nuovamente. Saluti anche a un nostro più che fedelissimo, infatti non l'abbiamo visto quest'oggi, saluti a Ciaciu che ci segue da Pig Beach, immagino da Porchile forse, non lo so, perché lui immagino. Comunque grandi saluti a Ciaciu che non è presente al campo, assenza in questo momento non giustificata. Ciaciu, dici perché non ci sei e ti giustifichiamo. Fallo tecnico nel mentre è arrivato alla Ferrini e Senori che ne può approfittare, lo fa Verlik realizzando il tiro libero.
Sbaglia però il primo dei due tiri liberi dopo che ha realizzato il libero del tecnico. Due su 3 per Alessandro Verri, che aumenta il proprio tabellino personale, scollinando quota 10. Recupero finalizzato da Pisano dopo il tocco decisivo di Verri, un fattore il numero 14 che oggi è entrato veramente con un mordente unico. Sotto per Cabras, 3 secondi di Matteo Cabras, e palla che torna a Ferrini, torna a Cordeda per Matteo Cabras. E time out in campo a 7 minuti e 17 dalla fine. Muri. Rientrate le squadre dal time out, subito Salone, disegnata ed eseguita alla perfezione, terza tripla, vado a memoria, forse addirittura quarta tripla di Salone, che riporta i suoi sul meno 10, quindi c'è ancora da combattere per Sennoricini. Ubalek segna, subisce il fallo e Andrea Lunetta col tiro libero, supplementare con tanto di replay da bordo campo. Amici a casa, guardatelo, gustiamocelo insieme. Concretizza il gioco da 3 punti e immediatamente azzera la tripla di Salone, tornando sul più 13. Pisù, ancora il numero 11 in penetrazione. Salone si fa vedere, si prende un'altra tripla difficilissima questa, palla che non entra, ha calpestato la linea. Pisù e possesso che torna alla Inovius Sennori. Veric da 3, l'errore, si combatte a rimbalzo. Sennori fino a questo momento a 4 giocatori in doppia cifra. Ubalek 19, 12 Veric, 12 Cordeda, 11 Merella, 9 anche Pertola. Ferrini ne ha soltanto 2 che sono Pedrazzini con 18, infinito Maurizio Pedrazzini, e 14 di Salone. Io farei notare anche agli amici a casa, 97 anni in 2, e quest'oggi sono rispettivamente i 2 migliori realizzatori di una e dell'altra squadra. Pedrazzini 18 e Ubalek 19. Mamma mia ragazzi, 39 punti in 2 a quell'età, 2 campioni eterni di questo sport. Sbaglia Graviano, il rimbalzo di Ubalek. Ubalek va sino in fondo, fallo, si è caricato la squadra sulle spalle e la vuole traghettare la vittoria anche oggi.
Manda Bersaglio il numero 40 più 15 a 5 minuti e mezzo dalla fine. Passaggio rischioso controllato da Graviano. Nel mentre ci arriva un aggiornamento purtroppo negativo con la promozione senorese che è uscita sconfitta dal campo di Nuoro per 68 a 54. Ma Merella salva un pallone già perso e dietro la schiena per Pisano che scrive 2 appoggiati al vetro, più 17 e striscia del traguardo sempre più vicina. Ferric stoppa Pisu e poi fallo di Ubalek su Graviano. Ferrini che non mollerà sicuramente fino alla fine. E vi ricordo che a brevissimo potrete votare l'MVP di giornata che sarà premiato al centro del campo come ogni partita casalinga. Non trema la mano di Graviano che tiene comunque i suoi lì a meno 15, un divario importante quando mancano solo 4 minuti da giocare. Tola, ribaltamento, Merella, extra pass nell'angolo per Verlic, primo ferro ma giocata benissimo da Senori. Applausi di coach Piras, soddisfatto del gioco dei suoi. Fancello porta il blocco a Graviano, si arresta, scarico sotto per Pisu che torna da Graviano. Graviano si arresta, in qualche modo controlla il corpo e poi Ubalek ha cercato di salvare il possesso ma è stato lui l'ultimo a calpestare la linea. Pedrazzini contro Cordedda, vuole attaccare, arriva il raddoppio di Ubalek, ancora Pedrazzini, scarica nell'angolo ma calpesta la linea di fondo. Salone Fois a quota 4 falli per la Ferrini. Per segno di 4 di Federico Tola. 3 minuti e 50 da giocare, 15 punti separano le squadre, diventano 17 con l'appoggio vincente di Giri Ubalek che sale a quota 23 punti. Salone riceve, spara da 3 punti, ancora Salone, ancora una tripla e la sua mattonella quando ha il tempo di mettere a posto i piedi. È davvero un gran giocatore, numero 24, poi Cordedda si svita, Cordedda con l'aiuto del ferro, morbido morbido. Potete votare l'MVP con Papura che sta preparando i nomi, sicuramente il nome di Giri Ubalek, Enrico Merella, Alessandro Verlic per Sennuri e per la Ferrini mettiamo Salone e Pedrazzini.
76-62. Verri, Ubalek, Pisano, Merella e Cordedda in campo per Coach Pira. Sono questi i 5 scelti per concludere la partita. Si alza Merella da lontanissimo, primo ferro del capitano, rimbalzo di Giri Ubalek. Ancora Merella sino in fondo, si guadagna 2 liberi. Potete votare gli MVP da questo momento, se cliccate trovate il sondaggio. Ubalek, Merella, Verlik, Salone, Pedrazzini. Questi sono i nomi, con Merella che è in lunetta per aumentare il proprio bottino. Scarico per Fois, sbaglia il tiro, rimbalzo di Pisano, 2 minuti e non vuole assolutamente accelerare. Intercettato da Pedrazzini, Ubalek recupera anche questa. Ultimi 90 secondi di partita, segno di controllo, vicinissima alla 15ª vittoria in 15 partite e quindi salirebbe così a quota 30 punti in classifica. Ma c'è bisogno di completare l'opera. Ubalek non concede niente, va a far fallo. Ancora Cordedda, palla in mano, vuole attaccare sino in fondo, sbaglia, conquista il rimbalzo Andrea Cordedda, non riesce a segnare e quindi Salone dall'altra parte, chiuso da Merella. Io direi, amici a casa, siamo 10 pari tra Merella e Ubalek, per me può finire qua, oggi sarà doppio MVP, Capitan Merella e Giri Ubalek. No, chiudiamolo qua, decisione me la prendo io, doppio MVP. Poi lo vediamo noi dopo in separata sede. Quest'oggi 10 voti a testa, amici a casa, 10 voti a testa per Merella e Ubalek. Sicuramente Merella per la partenza in questa partita, partenza sprint ottima del capitano, e Giri per il contributo realizzativo e anche a rimbalzo. E quindi finisce la sfida odierna, ultima azione, Conferini probabilmente andrà a concludere, termina anche il sondaggio dell'MVP, doppio MVP questo oggi, Giri Ubalek e Capitan Merella. Prende il tiro Graviano, lo sbaglia, Ubalek va dall'altra parte, scarica per Busia che è entrata in campo nel mentre, prova il tiro, viene però contrastato, finisce così
Sennori 76, Ferrini 64, vince di 12 la Inovius Sennori, 15ª vittoria in altrettante partite, 30 punti in classifica e primato confermato. E rimanete collegati per le interviste post partita, ma soprattutto per l'intervista al doppio MVP. La tripla deve alzare tantissimo la parabola contro Ubalek, stavano schienando i 24 e già dall'altra parte il numero 40 che affonda la Bimane e fa gasare tutto il pubblico e poi ci mette anche la difesa. Grande momento, la transizione lascia poi l'incombenza ad Alessandro Verlik. Stiamo per entrare nella seconda metà di secondo quarto. Verlik, palleggio, arresto e tiro di Alessandro Verlik, quinto punto, grande impatto dalla panchina, il numero 14. D'altra parte in una condizione incredibile il numero 12, dall'altra parte Cabras, l'errore ancora Cabras, combatte Matteo Cabras, fa valere i propri muscoli, 2 punti del numero 13 che con tanta malizia Ferrini che si riavvicina sul meno 11, Verrik lasciato libero colpevolmente, non tradisce Alessandro Verlik, tripla del nativo di Castelnuovo e canestro del nuovo più 14 che è quasi sempre rimasto in questo terzo quarto e come vedete dal nostro replay proprio lì a 2 passi.
Chicco è già in doccia. Amici a casa e compagnia del coach, in questo post partita in realtà, Gabri, dovevamo premiare gli MVP, che quest'oggi sono 2 a pari merito. Fra un po' mostreremo il premio, che sono Capitan Merella e Giri Ubalek, ma sono già in doccia. Parliamo della partita odierna. Come abbiamo detto proprio nel pre-partita, la fisicità ha regnato in questa sfida, punteggio leggermente basso magari rispetto ai vostri standard, ma avete tenuto quel piano partita portato sino alla fine, secondo quarto decisivo. Sì, lì siamo venuti fuori, te l'ho detto, quando alziamo il ritmo come vogliamo noi non ci tengono. Poi terzo e quarto ci siamo un po' adagiati a loro, anche merito dalla loro zona che ci ha messo un po' in difficoltà, però poi rimanendo in difesa abbiamo ottenuto il vantaggio e abbiamo iniziato fino alla fine. La forza della panchina anche, con delle rotazioni più corte, è importante trovare giocatori pronti sin da subito. Quest'oggi Verlik, Spano, Cabras lo sono stati contro una difesa molto ostica che sotto canestro ti mette in difficoltà, lavorando anche sotto degli aspetti che non si possono allenare, o ce li hai o non ce li hai. Sì, oggi bene tutti, anche Paolo quei 4 minuti che è entrato ha fatto bene, Verlik bene anche in difesa, Cabras bene, tutti bene. La verità oggi a un certo punto avevamo anche un po' di problemi a decidere chi mettere in campo perché tutti stavano dando, e questo è motivo d'orgoglio per me, cioè sono veramente contento e soddisfatto, perché se arriviamo nei momenti che conteranno veramente così compatti sarà tosta per tutti. Assolutamente, infatti d'ora in poi bisogna completare, diciamo, quest'opera arrivando a fine stagione, onorando questo campionato, ma poi sono le partite che contano, perché arrivare ad affrontare squadre che magari ambiscono anche ad altro e poi dei playoff dove tutto si azzera non è facile ripristinare mentalmente e poi iniziare. No, è vero. E non è facile adesso arrivare fino alla fine, perché comunque mentalmente ti appaghi un po'. Però noi dobbiamo, come dico sempre, essere concentrati sul fatto che dobbiamo prepararci poi a, come hai detto tu, momenti che contano, e tenere sempre un interruttore acceso, perché se lo spegni poi riaccenderlo a volte è difficile. Grazie mille Gabri, ti lasciamo andare che ti vedevo già alle prese con le statistiche, non stacchi mai la presa. Grazie e complimenti. E noi andiamo dai con i premi dell'MVP, arriviamo subito. Ciao in compagnia del nostro presidente Alessio Tedde, vieni come già ci raggiunge. Compagnia del nostro presidente, prego, guardi in camera, guardi in camera. Eccolo, abbiamo detto, l'abbiamo. Arriva uno dei 2 MVP, Oggi grande doppio. Giri. Quest'oggi dicevamo Giri doppio MVP, la chat ha votato a te, a Capitan Merella, ma è già, lo sceriffo è già in doccia, quindi abbiamo doppio premio, uno per te e uno per il nostro capitano, gentilmente offerto dalla pasticceria Perù, e anche un vino della cantina Sorres Safidu, esatto, e questo però ve lo dovete bere in 2 Giri, Certo. metà e metà. Bottiglia importante, questa bottiglia importante è come l'avvenimento che rappresenta Safidu. Questo da bere in 2 Giri. Esatto, bottiglia importante perché premia gli MVP, non poteva essere una bottiglia importante. Possiamo fare in 3 pure. Possiamo anche fare in 3, vabbè, adesso in 4 inviti anche a me. Volevamo salutarci così, amici a casa, premio MVP con Giri Ubalek e il nostro presidente Alessio Tedde.
stai Se guardando mi in fai camera. salutare a qualcuno. Ormai ha preso confidenza, no, non glielo voglio dare il microfono, no, lasciamo la parola a Giri. No, grande Fabrizio, volevo solo salutare a tutti, sono venuti un bel po' di persone che stanno diventando nostri amici, una grande famiglia. Saluto e trigo. Boh. Ci seguono dalla Germania, dalla Francia, dall'Argentina e anche dalla Repubblica Ceca, meglio di così. È buon carnevale dopo, dobbiamo dire anche questo. Martedì come siamo? Siamo messi bene. Prometti, devi promettere G. E certamente una promessa, lunedì, martedì, mercoledì siamo lì, grande chiusura di carnevale, forza Senori sempre. Grazie a tutti ragazzi, ci salutiamo così. Senori batte Ferrini e consolida ancora una volta il primato. Buona serata a tutti, forza Senori!